Emergenza casa, vulnerabilità economica, redditi insufficienti per far fronte ai costi di un'abitazione, carenza di alloggi disponibili, disagio determinato dalla difficoltà di accedere alla residenza vissuto da un numero crescente di persone, dramma che non colpisce solo i grandi centri. A Vicenza, nelle strutture di accoglienza, ci sono 194 persone assistite dai servizi sociali del comune, accolte tra l'albergo cittadino, le strutture per l'accoglienza notturna e il co-housing. La metà sono minori, anziani e chi per fragilità non può esercitare una professione, mentre dell'altra metà il 60% risulta occupato, molti con un lavoro a tempo indeterminato, reddito che gli consentirebbe di avere un'abitazione. Il nostro problema principale è appunto che avendo i nostri servizi di accoglienza al collasso non abbiamo più delle disponibilità di posti letto proprio in realtà per le persone che in effetti poi di fatto avranno bisogno o hanno bisogno. L'appello dell'amministrazione per poter recuperare posti e liberare spazio nelle strutture di accoglienza per chi ha più bisogno è rivolto ai privati che hanno disponibilità ad affittare, con l'obiettivo di pubblicare un elenco sul sito comunale e agevolare l'incontro tra le due esigenze. L'appello forte che facciamo ai vicentini che hanno a disposizione case, strutture che potrebbero affittare queste case è di metterle a disposizione, di segnalarcelo. Nei prossimi giorni faremo un avviso in cui tutti i vicentini potranno trovare sul sito del comune le modalità per dirci abbiamo una casa, abbiamo un appartamento, lo mettiamo a disposizione. Non è beneficenza, nel senso che sono case che verrebbero regolarmente affittate a persone e su questo chiediamo davvero un aiuto ai cittadini. Appello lanciato su due fronti distinti, perché la Giunta ha disposto di procedere ad un avviso pubblico per la ricerca di ulteriori alloggi in locazione a carico del Comune da destinare a nuclei familiari in situazione di disagio abitativo e far scorrere così la graduatoria degli attuali 70 nuclei. L'altro fronte è quello del disagio abitativo. Oggi abbiamo stanziato 70.000 euro per affittare direttamente degli appartamenti come comune per dare risposte a chi viene sfrattato. Sono 70.000 euro, dopodiché gli appartamenti verranno affittati dal Comune di Vicenza con un contratto canone concordato di 3 anni più 2, sono persone che poi verranno seguite dalla struttura dei servizi sociali e quindi stiamo parlando ovviamente di temporanei utilizzi. Altro capitolo ancora, quello dell'edilizia residenziale pubblica, per cui ad oggi risultano in lista d'attesa 731 domande.